a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. E ha un senso vivere e morire a 20 anni, schiacciato tra le lamiere di un'automobile, un'alba gelida del mese di gennaio? No, non è lo spot di prevenzione contro l'alta velocità e l'imprudenza, è la cronaca dell'ennesima sciagura stradale agrigentina. Ancora cani cattinesi che pagano il prezzo più alto, la vita, ai tradimenti della 640 Agrigento Caltanissetta, divorati tra le grinfie della strada della morte. Il 14 dicembre scorso sono morti loro Calogero Curtopelle, il fratello Carmelo Curtopelle, sua moglie Cornelia Franco e Vincenzo Latorre. Rientravano a Canicattì, così come ieri mattina alle 4:15 tornavano in paese le vittime dell'impatto terrificante tra una Renault Scenic e una Fiat Brava lungo il viadotto Grotta Rossa. I ragazzi a bordo della Renault Scenic sono morti subito, prima dell'intervento dei carabinieri di Caltanissetta e dei vigili del fuoco, che li hanno estratti dalla carcassa dell'automobile. I fratelli Carmelo Livatino, 26 anni, e Alessandro Livatino, 20 anni, il cugino dei due Livatino, Riccardo Corbo Femminino, 26 anni, e Valentina Di Bella, 22 anni. Sulla Fiat Brava 3 feriti, anche loro di Canicattì, ricoverati all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Domenico Condello, 29 anni, prognosi di 30 giorni, Giuseppe Cummo, 25 anni, e Vincenzo Raitano, 26 anni, entrambi coricati in coma in un letto del reparto rianimazione in condizioni che i medici ritengono disperate e quindi in prognosi sulla vita riservata. Viaggiavano insieme, una comitiva, 4 su di un'auto e 3 sull'altra. Alle 11 di sabato erano alla sala bingo di Canicattì, in largo Aosta. Poi sono andati alla discoteca Go Out di Caltanissetta per festeggiare il compleanno di Valentina. Il rientro al mattino. Riccardo Corbo Femminino, alla guida della Renault Scenic, perde il controllo del mezzo, che si ribalta dopo l'urto contro il guardrail. La Fiat Brava, che è dietro, si schianta contro la Renault. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare